Benvenuti amici di mattoscacco.com, buongiorno a tutti e spero che stiate bene. Allora, oggi andremo a vederci una partita fantastica perché i protagonisti di questa partita sono due esseri leggendari. Al bianco abbiamo il grande Garry Kasparov, il grande deo degli dei. Deo, esiste Deo? No, non esiste, però va bene, lui è il deo. Col nero invece abbiamo Sting, cantante di fama mondiale, divenuto celebre grazie al gruppo The Police e poi insomma ha intrapreso la sua carriera da solista. Come hanno fatto a sfidarsi questi due giocatori? E Sting a quanto pare è un giocatore di scacchi niente male, vi dico perché resisterà a questa partita sotto torchio da Kasparov ben oltre 40 mosse. Diciamo che una media di una partita potrebbe essere appunto 35-40 mosse, lui riesce a resistere anche oltre. Andiamo a vedere Kasparov col bianco, Sting con il nero. Perché Kasparov col bianco? Dice cavolo, potresti dare almeno il bianco a Sting perché il bianco è avvantaggiato, perché è una simultanea. Le simultanee sono quando arriva il maestro, il gran maestro, che gioca contemporaneamente contro 10, 15, 20 giocatori e il maestro chiaramente ha sempre il bianco. E qui Kasparov apre con G3. Questa mossa dal punto di vista pratico non l'avrebbe mai giocata in un torneo, in una simultanea secondo me è molto bene riuscire a creare partite con posizioni diverse. Ok, questa è la partita dove ho fatto il fianchetto di re, ok, in quest'altra partita invece ho fatto la partita inglese, in modo tale che quando il gran maestro torna sulla scacchiera sa esattamente che tipo di gioco sta conducendo e non deve assolutamente confondere una partita con l'altra, altrimenti rischia di fare casino. Quindi penso che sia anche questo il motivo. In più una mossa di questo tipo lascia anche ampio spettro di risposte da parte del nero, che risponde con cavallo F6, altra mossa enigmatica, non si espone, con spinte al centro che facciano capire subito le intenzioni. Alfiere G2 finalmente arriva una spinta E5. D3, il bianco sta adottando una sorta di difesa moderna, solo che col bianco. È tutto logico, no? L'alfiere in fianchetto, adesso con la spinta del pedone D3, anche l'alfiere camposcuro ha la sua diagonale. Alfiere C5, va bene, anche questa sembra una mossa abbastanza logica. Cavallo F3 andando subito a minare il centro. E in modo molto solido e anche logico, Sting gioca D6. Come vedi, ma insomma, è uno che se la gioca, sa che bisogna sviluppare subito i pezzi, sa che i pezzi più importanti da sviluppare sono quelli dell'arrocco e sa che il re dovrebbe cercare di arroccare il prima possibile. Questi sono chiaramente i principi degli scacchi, ovviamente ogni partita è a sé. Arrocco corto, partita equilibrata, è il turno di Kasparov che gioca C4. Quando il bianco fianchetta significa che sta dando tanta importanza a questo alfiere. Perché? Perché ci ha impiegato due mosse per metterlo in fianchetto. Una mossa ha aperto il fianchetto con G3, l'altra mossa ha riempito il fianchetto e l'obiettivo è quello di dargli una diagonale incredibile. E quindi sta cercando di posizionare i pedoni affinché possano aiutare a controllare il centro. Quindi il bianco sta cercando di controllare il centro nel modo migliore possibile, seguirà cavallo C3 che aiuterà sempre a controllare il centro. Quindi in realtà questa è una vera e propria lotta per il centro. Cavallo C6 da parte di Sting, anche il nero sta cercando di combattere per il centro e in particolare la casa D4 che sembra proprio che sia stato in grado di controllarla, di essere nelle sue mani. Cavallo C3, ancora una volta abbiamo questo super controllo delle case centrali. Alfiere G4, ok, e Sting decide di sviluppare anche l'altro alfiere, probabilmente toglierà la donna per mettere in comunicazione le torri, che secondo i principi di scacchi è una delle cose che andrebbe fatta in apertura, e su H3 segue alfiere per F3. Questo è un errore, probabilmente le conoscenze di Sting ancora non sono così approfondite da
fare il ragionamento quali di questi miei due alfieri è migliore dell'altro, perché sai che noi abbiamo due alfieri, due cavalli, ma a seconda della posizione della struttura pedonale c'è un alfiere che è migliore dell'altro. Dato che la nostra catena di pedoni è schierata su case scure, il nostro alfiere migliore è quello di colore opposto. Perché quello di colore opposto? Perché si può muovere in questa catena senza problemi, mentre questo invece è un po' più fa un po' più fatica a muoversi, e dando così via gratuitamente non solo l'alfiere buono, ma dall'alfiere per il cavallo. Tieni in considerazione, ho fatto anche un video per quanto riguarda il valore dei pezzi, che l'alfiere potrebbe valere un pochino di più del cavallo, quindi questa mossa in realtà manda già Kasparov in un piccolo vantaggio. Donna D7 con l'idea di attaccare a questo punto, e adesso potrebbe seguire anche un re H2. Re G2 non so se è buona perché non permette più la ritirata dell'alfiere. Kasparov gioca re G2. Noterai come adesso e anche nelle prossime mosse Kasparov cercherà di giocare non per forza la mossa migliore, ma la mossa più tranquilla. Non vuole avere complicazioni, non vuole avere rotture, vuole portarsi la partita a casa e niente. A6 e 3, questa mossa serve a controllare questa casa che è nelle mani del nero. Alfiere B4. A quanto pare a Sting non piacciono troppo gli alfieri e vuole rimuovere il cavallo. C'è da dire che questa mossa ha il suo perché come dicevamo questo cavallo insieme al pedone e insieme all'alfiere super controllano le case centrali, quindi potrebbe essere un modo per cercare di alleggerire il controllo del bianco su queste case centrali, anche perché, diciamoci la verità, questo alfiere non ha troppo futuro. Kasparov non ci sta, gioca a cavallo in E2 e ora torre in A va in E8. Qui Sting cerca probabilmente di preparare uno sfondo di questo tipo, ma adesso a 3 l'alfiere è costretto alla ritirata. Alfiere C5 segue donna in C2. Sicuramente l'idea di donna in C2 è quella di evitare questa spinta, no? Perché la donna dà una mano ancora di più a controllare indirettamente questa casa. La migliore, e forse quella che ti sarebbe venuta spontanea, sarebbe stata la spinta B4 minacciando l'alfiere che si sarebbe dovuto ritirare in B6 o in A7, e a questo punto guadagnavamo un tempo gratis per sviluppare anche l'altro alfiere. Ripeto, qui Kasparov non voleva correre rischi, non aveva né tempo né voglia di calcolare robe complicate, quindi donna C2 scongiura tutte le varie aperture. Qui chiaramente si sta cercando un raddoppio di torri, ma riuscirà mai Sting ad aprire la colonna E, visto che sta raddoppiando le torri su colonna E? Questa è una considerazione da fare. B4, l'alfiere deve scappare, alfiere in A7, cavallo C3 e finalmente questo cavallo ritorna a prendersi il controllo delle case centrali. È tutta una guerra al centro, ragazzi, per questo quando dicono il centro è la parte più importante della scacchiera, si sta combattendo per il centro. Torre in F va in E8 e adesso alfiere in D2, anche le torri di Kasparov sono connesse in comunicazione molto importante, e adesso D5. Questa è quella che viene chiamata una blanderata. Perché? Perché quando fai una mossa di questo tipo, adesso c'è l'alfiere che lo può ricatturare, poi io ricatturo col cavallo, poi lui mi ricattura col cavallo, io ricatturo quando ci sono questi cambi qui è difficile per chi all'inizio capire chi vincerà, quindi c'è la tecnica di contare gli attaccanti e non. Tra l'altro se l'alfiere cattura la donna poi potrà catturare su H3, ma basta semplicemente contare che c'è un attaccante, due attaccanti su questo punto, tre attaccanti, e basta contare i difensori. Quanti difendono su questo punto? 2. Siamo in un 3 contro 2, quindi chiaramente questa battaglia è nelle mani del bianco che gioca C per D5, e chiaramente non si può giocare questo, altrimenti regali un cavallo gratuitamente. Però questo pedone minaccia il cavallo che deve ritirarsi, che va in D8, in D8. A questo punto, ancora una volta, ci sono diverse mosse che possono andare bene. Kasparov decide di non rischiare. Qui ci sono varie possibilità da parte del bianco, cioè magari questa manovra di cavallo che sembra molto interessante. C'è anche quest'altra manovra di cavallo. Vediamo, il cavallo può riposizionarsi qui per andare poi magari in G3 e in F5. Insomma, sicuramente questa è la manovra più forte perché blocca l'alfiere, minaccia la donna, ma E4 sembra la più naturale.
Tutti i pedoni ora sono difesi, questo cavallo non può andare da nessuna parte. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. E niente, adesso c'è spazio anche per l'altro alfiere che si può muoversi all'interno di questa catena. Non ci sono più spinte per queste due torri, quindi essenzialmente il nero ha praticamente due torri completamente tappate. E segui fino alla fine il gioco, perché vedrai come Kasparov non lascerà tregua al nero e il nero arriverà in un certo punto in cui non potrà più muovere nulla. Qualsiasi cosa muoverà, cioè arriverà in una posizione in cui sarà totalmente bloccato, uno zugzwang molto molto avanzato nel videogioco. H6, mossa così, alfiere 3. Questa è un'ottima mossa. Kasparov decide di eliminare quell'alfiere che era molto forte, aveva questa ottima diagonale, e anche in cambio di un'impedonatura, perché a seguito, la partita non va così, ma a seguito di alfiere per, pedone per, ok, è vero, qui abbiamo dei pedoni doppiati, ma il nero non ha possibilità di attaccare per esempio il pedone in E3, che è una debolezza, quindi questa sarebbe stata una posizione giocabilissima per il bianco. Ma su alfiere 3 Sting commette un grave errore, che è B6. B6, ok, non cambi gli alfieri, ma ti sei autoeliminato un alfiere. Questo alfiere non gioca. Non solo non gioca, se dovesse cambiare diagonale, non gioca neanche se cambia diagonale. Quindi tra chiuderti l'alfiere e almeno cambiarlo con l'alfiere dell'avversario, forse sarebbe stato meglio cambiarlo. Cavallo N2, come dicevamo qui l'idea è quella di giocare G4, cavallo G3 e cavallo in F5, creando quello che chiama Andrea Strella un mostro. Cavallo in B7, ottima mossa, probabilmente il cavallo andrà a bloccare questo pedone in fuga. G4, torre C8, si vuole spingere il pedone e cavallo G3, Kasparov se ne infischia. Cavallo in D6 e ora donna C6, seguono le semplificazioni. Perché Christian seguono le semplificazioni? Perché il bianco sta molto meglio. Guarda, dopo donna e pedone, questo pedone ha schiacciato completamente questa torre e questo pedone che non possono essere spinti. Questo alfiere è completamente schiacciato, non si potrà mai spingere questo pedone, altrimenti perdi l'alfiere. Quindi ci sono attualmente due pezzi inutili. Questa torre è anche inutile finché rimane sulla colonna E, e questo cavallo è completamente inutile, si fa fatica a capire dove manovrarlo. Dove lo manovri? Qui, e poi qui non può andare che c'è l'altro pedone, qui ci sono i pedoni, insomma pian pianino il nero non saprà più che cosa fare. Torre di 8, allora dice prendiamoci una buona colonna, A4, cavallo C8 cercando appunto di attaccare questo pedone, torre in F va in D1. Torre in E6 cercando di creare un attacco doppio, B5 scongiurando tutte le varie liberazioni, perché questo cavallo sta difendendo questo alfiere, quindi si poteva fare questa spinta. Con B5 basta, ok, questo alfiere è veramente inutilizzabile. Alfiere F3 con l'idea di andare a difendere, sì, si poteva chiaramente fare subito alfiere F1, ma va bene, probabilmente Kasparov aveva bisogno di fare qualche mossa senza pensarci troppo, raddoppio di torri, che però dopo alfiere 2 vengono neutralizzate. Nel momento in cui i due pezzi pesanti convergono verso un punto, basta difendere quel punto con un pezzo leggero e la minaccia praticamente è stata sventrata. Cavallo in H7 cercando un altro posizionamento per quel povero cavallo, e qui ancora una volta la mossa più forte probabilmente era subito cavallo F5, prendendosi quel bellissimo avamposto, attaccando la torre eccetera eccetera, ma ancora una volta Kasparov cerca la soluzione più pratica, H4, perché? Per controllare la casa G5. Non si vuole dare la possibilità al nero di riprendersi, cioè il nero è compresso, è come se il bianco è un'anaconda che pian pianino si sta prendendo tutto, incredibile. Cavallo in E7, cavallo in F5 chiedendo un cambio, anche perché sta attaccando due pezzi, e dopo cattura, la situazione è veramente drammatica. F6 da parte del nero, situazione drammaticissima. Allora, il bianco innanzitutto si ritrova con la coppia degli alfieri, che sono qualcosa di spaventoso.
Due torri, è vero, non si sa cosa farsene di queste due torri poiché tutte le colonne sono chiuse. Le torri con le colonne chiuse soffrono e comunque un re abbastanza attivo. Dall'altro lato abbiamo un alfiere murato vivo, non potrà mai spostarsi. Due torri che attaccano su un punto che è protetto da un pezzo leggero. Un cavallo che non ha possibilità di manovrare. Cioè, dove va sto cavallo? Una volta che riesco a portarlo su F8, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare. Quindi il nero può solo attendere e infatti Kasparov gioca torre a 3, mossa assolutamente di attesa o serve a liberare questa torre, lo scopriremo fra poco, tanto qui passano aerei, cose nucleari. Torre di 2, torre G8, forse cercando una spinta, ma questa spinta favorirebbe solo il bianco che gioca H5, non ti faccio neanche venire in mente lontanamente l'idea di spingere. È vero, si è creato questo buco e infatti il cavallo ci va subito. Ma questo cavallo è minaccioso. Dove può andare questo cavallo? Qui non fa assolutamente nulla. Salgo su col re, finito. Qui, cioè, non fa nulla. Il cavallo non fa nulla, assolutamente. Quindi non c'è la necessità di cambiare l'alfiere. Re in F1. Ci togliamo anche da tutti i vari scacchi. Cavallo in H3. Attenzione a queste mosse bellissime. Queste sono finezze. Alfiere G4, facendo venire voglia al cavalluccio di andare da qualche altra parte. La mossa corretta era di ritornare qui, ma dopo cavallo in F4, attenzione, il buon Kasparov gioca D4. Si poteva probabilmente prendere e giocare poi nel cercare di spingere il pedone di andare a promozione. Sicuramente avrebbe funzionato, ma qui, torniamo indietro, D4 è forse anche più forte. Perché in caso di cattura cade il sostegno del cavallo e la partita va proprio così. Sting cade su questo esercizietto tattico e vedrà che anche prossimamente cadrà su altri. Alfiere per F4, finalmente possiamo dire che il bianco va in vantaggio di materiale. La torre deve indietreggiare perché è attaccata dall'alfiere. Ora Kasparov potrebbe catturare questo pedone C7. Non credo che non l'abbia visto, non credo proprio, ma semplicemente non voleva dare la possibilità al nero di riprendersi, poiché dopo una mossa di questo tipo, probabilmente, adesso sparo, una mossa di questo tipo avrebbe riportato in gioco l'alfiere. È vero che qui il bianco avrebbe fatto pulizia, strage di quei pedoni, però secondo me qui Kasparov non voleva dare possibilità di controgioco, quindi su questa mossa viene giocata torre 2, Sting gioca torre in G va in E8, ancora una volta si poteva catturare qui, ma Kasparov non vuole, non gli interessa, segue re in D3, torre in E7 per difendere questo pedone, ma Kasparov non vuole catturarlo, alfiere in D1, torre in D va in E8, un raddoppio che non fa assolutamente nulla, soprattutto dopo F3 va a sbattere contro il granito, torre D8 e alfiere B3, micidiale. Rianalizziamo la situazione, vogliamo analizzarla? Alfiere murato vivo che non gioca, torri che non sanno dove andare, ovunque va questa torre c'è sempre qualcuno che gli rompe le scatole, è una volta è l'alfiere, è una volta il pedone, non può fare nulla, il re non può fare nulla, può andare solo avanti e indietro qui, questo è il destino di questo re. Non c'è nulla, qui l'unico che può giocare è senza dubbio il bianco che è in vantaggio di materiale ed è facile per un gran maestro riuscire a convertire questo vantaggio di materiale, di spazio, di posizione, di struttura del materiale in una vittoria. Non sapremo mai come sarebbe andata la partita perché qui Sting decide di abbandonare perché non può fare nulla, cioè non ci... Che cosa fai? Vai avanti e indietro con re fin quando Kasparov non ti dà matto? Probabilmente era questo il destino del nero. Quindi su questa mossa siamo alla 45esima, Sting abbandona e il buon Kasparov gli dà la mano e buonanotte a tutte. Ci vediamo alla prossima, a presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!